San Paolo della Croce nacque nella pittoresca Ovada, nel cuore del Piemonte, da una nobile famiglia originaria di Castellazzo, vicino ad Alessandria. Fin dalla sua nascita, la sua camera fu avvolta da una luce vivida e da bambino fu miracolosamente salvato da un naufragio grazie all'intervento della Regina Celeste. Questi segni evidenziano chiaramente i disegni divini di Dio sul nostro amato santo. Fin da giovane sviluppò un amore ardente per Gesù e, contemplando le sofferenze del Maestro, intraprese un rigido percorso di penitenza. Animato dal desiderio del martirio, si arruolò nella flotta veneziana, pronta a combattere l'avanzata dell'Islam che minacciava l'Europa cristiana. Tuttavia, comprendendo che il suo destino era diverso, abbandonò la carriera militare per formare un coraggioso esercito di soldati del Redentore, i passionisti. Il loro scopo era far conoscere a tutti il dolore che Dio ha sofferto per salvarci e, attraverso una disciplina rigorosa, riparare i tanti peccati che causarono la sofferenza di Gesù crocifisso. Tornato nella sua terra natia, rifiutò il matrimonio e rinunciò all'eredità paterna per intraprendere il nobile cammino della croce. Ricevette una semplice tonaca dal suo vescovo e, sotto il suo comando, iniziò a predicare la parola di Dio. Successivamente si recò a Roma, dove poté studiare teologia sacra regolarmente e venne ordinato sacerdote dal sommo pontefice Benedetto XIII. Ottenuta l'autorizzazione per formare la nuova congregazione, si ritirò con i suoi primi seguaci nella solitudine di Monte Argentaro, in Toscana. Lì la Santa Vergine Glilia apparve e gli indicò la divisa nera decorata con lo stemma della Passione. In questo luogo gettò le basi della sua nuova famiglia religiosa, stabilendo le regole e aggiungendo al tradizionale voto di povertà, castità e obbedienza anche quello di promuovere la memoria della passione di Cristo. La congregazione da lui fondata compì un immenso bene. Numerosi eretici, meditando sulle sofferenze di Gesù, riconobbero i loro peccati e, pentiti, tornarono alla Chiesa cattolica. La fiamma della carità bruciava così intensamente in quell'anima santa che spesso la sua stessa veste di flanella prendeva fuoco, mentre durante la celebrazione liturgica non riusciva a trattenere le lacrime. Spesso veniva rapito in estasi, sollevato da terra e circondato da una luce vivida. Fu insignito di numerosi doni celesti, rivelazioni, colloqui divini, profezie e il dono delle lingue. Pur essendo amato e stimato dai sommi pontefici, l'umile santo si considerava un peccatore, degno di essere calpestato dai demoni. Nonostante una vita di penitenza, visse fino a una veneranda età. Dopo aver impartito gli ultimi paterni consigli ai suoi cari figli spirituali e aver ricevuto i santi sacramenti, fu rallegrato da una visione celeste mentre volava verso il suo Redentore. O glorioso San Paolo, che foste in terra uno specchio di innocenza ed un esempio di penitenza. O eroe di santità,
scelto da Dio per meditare giorno e notte sulla dolorosa passione del suo unigenito e diffondere nel mondo la devozione ad essa attraverso le parole, gli esempi e il vostro istituto. O potente apostolo nelle opere e nelle parole, che hai consumato la tua vita nel ricondurre ai piedi del crocifisso le anime smarrite di tanti miserabili peccatori. Ti prego, guarda dal cielo con favore anche la mia anima e ascolta le mie preghiere. Ottienimi un tale amore per Gesù crocifisso, che meditandolo costantemente possa fare mie le sue pene, riconoscere nelle profonde piaghe del mio Salvatore la malizia dei miei peccati e trarre da esse, come da fonti di salvezza, la grazia di piangerli amaramente e una volontà efficace di imitarti nella penitenza, se non ti ho seguito nell'innocenza. Ottienimi anche, o San Paolo, la grazia particolare e urgente che ti chiedo umilmente in questo momento. Inoltre, ottieni alla Santa Chiesa, nostra Madre, la vittoria sui suoi nemici, la conversione dei peccatori e agli eretici, in particolare all'Inghilterra per la quale hai tanto pregato, il ritorno alla fede cattolica. Infine, intercedi presso Dio per me affinché mi conceda una santa morte, così da poter venire con te a goderlo in cielo per tutta l'eternità. Amen. Dalla lettera di Papa Pio IX per la beatificazione di Paolo, il 1° ottobre 1852. Nonostante fosse continuamente occupato dalla premura di governare la sua società religiosa e di fondare ovunque nuove case, tuttavia mai smise di pregare con la parola di Dio, ardente com'era del mirabile desiderio della salvezza delle anime. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.